Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, appassionati del grande basket, buonasera, bentrovati da Alberto Minazzi in diretta dal Palasport Tagliercio. Buon 2011 dall'Umana Reyer capolista e dall'Allianz Geas Sesto San Giovanni, prima avversaria della squadra di coach Ticchi, che con la vittoria contro Bologna qui al Tagliercio nell'ultima giornata, quella che ha chiuso il 2020, ha consolidato la prima posizione in classifica, si è mantenuta imbattuta e pur avendo un turno da recuperare, l'Umana Reyer è campione d'inverno del campionato di Serie 1 Tech Find femminile. L'Allianz Geas è tra le squadre che alle spalle delle prime 4 forze del campionato ambiscono ad un posto al sole. Tradizionalmente la formazione lombarda ha sempre fatto soffrire l'Umana Reyer e è intenzionata anche in questo primo turno del girone di al ritorno a vendere cara la pelle nel match contro una squadra che ha cominciato il proprio cammino stagionale con la vittoria in Supercoppa italiana in quel di Schio e ha poi proseguito appunto con un cammino fino a questo punto netto, percorso netto per la squadra di coach Ticchi, che vede per la prima volta al Tagliercio, anche se a bordo parquet, perché ovviamente deve rispettare il periodo prima di essere messa a disposizione della prima squadra, anche l'ultimo innesto Natasha Howard, ennesimo rinforzo per una squadra che a gennaio comincerà anche l'avventura europea in Eurocup. Dunque è praticamente una delle ultime occasioni dell'Umana Reyer di giocare solo una volta in settimana. Ci sarà anche da recuperare, come detto, il match di Battipaglia, l'ultima partita che manca all'appello per il girone d'andata dell'Umana Reyer, che non a caso ha giocato 12 partite, così come l'Allianz Geas. 24 i punti per l'Umana Reyer, sono 14 quelle per Sesto San Giovanni, allenata da Cinzia Zanotti, che si presenta al Tagliercio ancora senza l'ex di turno Sara Crudo, una giocatrice che ha vestito appunto la maglia dell'Umana Reyer fino a poco tempo fa, e adesso invece è in forza alle rossonere lombarde. C'è un ex invece nell'Umana Reyer e parte in quintetto, si tratta di Elisa Penna, che proprio si è formata nel settore giovanile del Geas, poi il passaggio alle giovanili dell'Umana Reyer e poi l'avventura oltreoceano per la formazione nei college statunitensi, il ritorno in Italia e ormai da qualche anno è una realtà non solo per l'Umana Reyer ma anche per la nazionale italiana. Penna che parte in quintetto con le altre giocatrici che tradizionalmente formano lo starting five della formazione di coach Ticchi, ovvero Carangelo, Anderson e la coppia sotto canestro Petronite e Fagmen Lee, una coppia possiamo dire illegale per il campionato italiano. Pensiamo adesso che arriverà anche Natasha Howard, quale sarà la forza d'impatto sotto le planche per la squadra di coach Ticchi.
Per invece Sesto San Giovanni abbiamo Guetmi con la maglia numero 1, abbiamo Costanza Verona con la maglia numero 8, con la maglia numero 14 Ilaria Panzera, ma le giocatrici di Sesto San Giovanni sono ancora a bordo parquet a parlare tra di loro prima dell'inizio della partita. Poi a completare il quintetto della formazione allenata da Cinzia Zanotti abbiamo con il numero 10 Orozova e con il numero 12 Graves. Gli arbitri della partita sono Wasserman, Valeria Lanciotti e Rebecca Di Marco, dunque 2 arbitri al femminile per questa partita che chiude la prima giornata di ritorno del campionato di Serie 1 femminile. Dopo ovviamente vi darò i risultati anche delle altre. L'unica che si era conclusa prima dell'inizio di questa partita è la vittoria di Bologna su Costa Masnaga, dunque Bologna Virtus con 2 partite in più rispetto all'Umana Reyer, però al momento è in testa a 24 punti, così come le Oro Granata. Il primo attacco proprio nelle mani di Elisa Penna e il canestro della ex che apre il match con il 2-0 per l'Umana Reyer. Ci prova dall'arco ma sbaglia Sesto San Giovanni, c'è rimbalzo lungo nelle mani di Ilaria Panzera e dunque extra possesso per l'Allianz a costruire con Verona, e c'è il fallo da parte di Deborah Carangelo che usa le braccia per fermare l'avversaria, e dunque il primo fallo della partita, così come il primo canestro, è stato per l'Umana Reyer. In questo caso l'ha speso Deborah Carangelo, che concede dunque ancora un'opportunità in attacco con 14 secondi per l'Allianz Geas. Verona si arresta, cerca la linea di passaggio, la trova nelle mani di Guetney, il tiro dalla media distanza sbagliato da Graves, il rimbalzo questa volta è per l'Umana Reyer con la transizione guidata proprio da Deborah Carangelo, marcata da Verona. Arriva Penna che riceve il duello con Guetney, il blocco di Fagbenli che poi si allontana. Anderson ancora sul perimetro per Penna, 6 secondi per l'azione di tiro dell'Umana Reyer. C'è un fallo speso dalla difesa, il fallo della numero 1 Guetmi, e dunque il primo fallo anche per Sesto San Giovanni, lo spende la straniera con la maglia numero 1 e rimane dunque in attacco questa volta l'Umana Reyer sul 2-0 dopo un minuto di gioco. Deborah Carangelo cerca e trova le mani di Yvonne Anderson, il blocco di Gigi Petronite che viene servita, si prende il tiro dalla media, palla che entra e esce, lungo rimbalzo nelle mani di Tammy Fagbenli e dunque extra possesso ancora per l'Umana Reyer. Cambio di lato, Elisa Penna ci prova da 3 punti, l'errore solo maglia nera a rimbalzo, così Costanza Verona recupera il pallone e guida la transizione per l'Allianz Geas. Buona la gestione del pallone della playmaker della formazione di Zanotti. Guetmi, il tiro dalla linea di fondo è sbagliato, la lotta a rimbalzo con Elisa Penna che strappa il pallone, lo serve a Deborah Carangelo per la transizione. Umana Reyer, si arresta Carangelo, palla sotto, ma c'è l'anticipo ottimo della difesa con Graves su Petronite e la controtransizione di Sesto San Giovanni. Punteggio basso in questo avvio, quasi 2 minuti di gioco, solo un canestro, quello di Elisa Penna con Panzera, lo scarico per la penetrazione di Orozova, ma la palla viene restituita alla compagna quando questa aveva un piede sulla linea di fondo. Si arrabbia moltissimo Cinzia Zanotti per l'ennesima opportunità sprecata dall'attacco di Sesto, che però riesce a rimanere a contatto con l'Umana Reyer, che è un attacco, è il miglior attacco del campionato, un attacco che ha quasi anzi oltre 90 punti di media, e dunque è chiaro che ci vorrà uno sforzo difensivo notevole per l'Allianz. Per ora sta riuscendo, solo 2-0 il punteggio, però con l'attacco adesso nelle mani di Petronite, il tiro di Yvonne Anderson, ancora un errore, il rimbalzo di Panzera e guida lei la transizione rallentata proprio da Anderson. Ancora Panzera con il palleggio aperto, buona la difesa di Anderson che non spende il fallo, lo scarico per Orozova e c'è il primo canestro della partita anche per l'Allianz che pareggia con Orozova a quota 2 dopo 2 minuti e mezzo di gioco, dunque 2-2 con Deborah Carangelo in attacco per l'Umana Reyer. L'accelerazione di Carangelo, si trova il muro davanti proprio da parte di Orozova e c'è il primo fallo anche per la numero 10 che aveva appena realizzato i primi 2 punti della partita per l'Allianz, e dunque secondo di squadra per Sesto San Giovanni che rimane in difesa. Altri 14 secondi per l'attacco di Deborah Carangelo per l'Umana Reyer, servita a Tammy Fagbenli, consegnato ancora per Carangelo che va nelle mani di Yvonne Anderson. L'uscita di Elisa Penna persa dalla difesa di Sesto, ma c'è la buona palla sporcata da Panzera che concede sì la rimessa laterale, ma con soli 7 secondi per l'azione di tiro dell'Umana Reyer. Va ovviamente Deborah Carangelo
ad effettuare la rimessa con appunto 7 secondi sul cronometro dell'azione. Inginocchiato al suo fianco c'è coach Ticchi, la palla raggiunge le mani di Gigi Petronite, ultimi 5 secondi, si va da Elisa Penna, 3 secondi, si prende il tiro Penna e ancora canestro per Elisa Penna, 4-2 per l'Umana Reyer, 4 punti di Elisa Penna per il nuovo vantaggio delle Oro Granata, oggi come al solito in casa in maglia bianca, e adesso si alza l'intensità difensiva, nasce il recupero da Anderson, il pallone per Fagbenli che sbaglia clamorosamente l'approccio al ferro, poi la palla nuovamente nelle sue mani perché c'è un'incompressione nelle fila dell'Allianz Geas, dunque ancora un extra possesso per l'Umana Reyer, la tripla di Carangelo, la palla si arrampica oltre la struttura, la rimessa questa volta sarà per le Lombarde con Orozova dalla linea di fondo campo pronta ad effettuare la rimessa non appena gli sarà consegnato il pallone dal primo arbitro Stefano Wasserman. Pallone per Panzera che costruisce l'azione di Sesto, la difesa aggressiva ancora di Anderson, poi riceve Verona, nuovamente Orozova, si va a cercare Graves, il duello con Penna, scusate, e la penetrazione di Panzera con il fallo di Yvonne Anderson. Si sta confermando squadra ostica questo Allianz Geas perché il primo fallo di Anderson manda in lunetta Panzera per impattare nuovamente il punteggio. Solo 2 canestri subiti, entrambi da Elisa Penna per l'Allianz Geas che ha dalla linea della carità l'opportunità di pareggiare. Intanto segna il primo Panzera, il primo punto per lei, terzo di squadra per l'Allianz Geas che come dicevo con la seconda opportunità dalla lunetta può impattare, e così è con il 2-2 di Panzera e 4-4 sul tabellone del Taliercio, con l'attacco ora nelle mani di Yvonne Anderson per l'Umana Reyer, lo scambio con Elisa Penna, ancora Penna col palleggio aperto, scarica per Anderson, bel movimento di Yvonne Anderson che attacca il ferro, c'è un contatto, non c'è il fischio ma la palla ritorna nelle mani dell'Umana Reyer con Carangelo, marcata da Verona, si arresta, scarica per Penna, la partenza di Penna, lo scarico per Petronite, grande costanza da parte dell'Umana Reyer nel cercare l'attacco ragionato e alla fine viene premiata questa con il canestro di Gigi Petronite per il 6-4, torna più 2 l'Umana Reyer, ma la partita è assolutamente in bilico, scusate. Verona cerca la tripla del sorpasso, è sfortunata, c'è a rimbalzo Guetney che recupera il pallone ma poi lo serve nelle mani di Petronite. Carangelo cerca l'assist veloce, arriva una palla persa, superiorità in contropiede per Sesto San Giovanni e Guetney appoggia al tabellone, di nuovo parità e dunque 6-6 quando siamo quasi alla metà del primo quarto. Resta estremamente basso il punteggio, servita Temi Fagbenli, spalle a canestro, il duello con Graves, ancora va su Fagbenli, ancora un errore, poi Petronite tocca portando via il pallone dalle mani di Orozova ma la più lesta a recuperarlo è Verona, così c'è il possesso per il possibile sorpasso per Sesto San Giovanni e c'è il sorpasso con il canestro di Panzera dalla media, dunque 6-8, primo vantaggio della partita per l'Allianz Geas al Taliercio quando arriviamo proprio al giro di boa del primo quarto. Yvonne Anderson, lo scambio con Carangelo, ancora sul perimetro Temi Fagbenli, una serie di contrasti lontano dal pallone, il fallo per fermare Gigi Petronite, vediamo a chi verrà attribuito. Credo si tratti di Panzera e così è, infatti primo fallo di Panzera, terzo di squadra per l'Allianz Geas che però è in vantaggio nel punteggio 8-6 dopo oltre 5 minuti di gioco. Deborah Carangelo, le viene consegnato il pallone per la rimessa in gioco, l'uscita di Anderson che riceve, spara subito e segna Yvonne Anderson, bel canestro di Anderson per ristabilire la parità, questa volta a quota 8 sul parquet del Taliercio. Si fa aggressiva Carangelo in difesa su Verona che alza la parabola all'errore, la lotta a rimbalzo, Graves strappa ancora un pallone sotto le planche e realizza il canestro del nuovo sorpasso Allianz Geas 8-10. Si alza Martina Bestagno per l'Umana Reyer come primo cambio chiesto da coach Ticchi, ma ovviamente si prosegue con un contatto non fischiato sul tiro di Anderson. Panzera era uscita dal cilindro, gli arbitri non hanno ravvisato irregolarità, così più 2 palle in mano per l'Allianz Geas con ancora Panzera coinvolta nel gioco d'attacco, si prende la tripla, ha di fronte Petronite che praticamente le oscura la visuale ma lancio in contropiede proprio per Gigi Petronite che corre, appoggia al tabellone sul lancio di Elisa Penna che dunque aggiunge anche un assist alla sua partita e soprattutto l'Umana Reyer torna in parità a quota 10. Verona
per l'attacco di Allianz Geas, cambio difensivo, poi ritorna Carangelo sulle sue tracce, la tripla di Orozova, secondo ferro, lotta rimbalzo, tocca Fagben lì, altro possesso extra per la squadra ospite e altro canestro questa volta di Costanza Verona, e dunque continua a mantenere quel possesso di vantaggio l'Allianz Geas. Si rispondono colpo su colpo le due squadre, ma il vantaggio al momento è esterno dopo 6 minuti e mezzo di gioco. Fagben lì per Carangelo, il blocco di Petronite, ancora Carangelo in angolo, Yvonne Henderson mette palla per terra, spara da 2 punti, l'errore, il rimbalzo offensivo di Petronite, non ha toccato il pallone il ferro, Petronite porta a casa comunque il fallo di Graves, primo personale e fallo del bonus per l'Allianz Geas, comunque tutti ripartiti i falli della formazione lombarda. Esce Fagben lì, entra Martina Bestagno per l'Umana Reyer, mentre va in lunetta con 2 tiri liberi Gigi Petronite, che ha una meccanica molto particolare, molto elaborata per l'esecuzione dalla lunetta, e comincia adesso questo rituale prima di sganciare il pallone sul -2 Umana Reyer, 3:18 al termine del primo quarto. Precisione comunque da parte della lituana, che segna il quinto personale dall'11° punto all'Umana Reyer, che con il secondo libero può cercare di tornare in parità sul tabellone del Taliercio, ed è 2-2 per Gigi Petronite, dunque 12-12, ed è pronta ad entrare anche Francesca Pan per l'Umana Reyer, ma è palla in mano all'Allianz Geas sulla situazione di parità, e Verona a costruire il gioco, inseguita da Carangelo, ancora Costanza Verona, lo scambio con Graves, tiro dalla media, l'errore, il rimbalzo lungo, taglia fuori di Carangelo su Verona, palla recuperata da Penna che la consegna alla propria playmaker. Ancora Carangelo si arresta, scambia con Martina Bestagno, la capitana dell'Umana Reyer, va da Yvonne Henderson, Penna, lo scarico per Petronite, il duello ancora con Graves, Petronite usa ottimamente la propria tecnica per siglare il canestro del nuovo sorpasso Umana Reyer, 14-12, e adesso c'è un fallo speso dalla difesa dell'Umana Reyer, il fallo di Elisa Penna, è il primo personale, il terzo di squadra per l'ex di turno, che va in panchina, entra al suo posto Francesca Pan, ma c'è un altro cambio anche per l'Umana Reyer, rientra in campo anche Fagben lì al posto di Petronite. Per la formazione ospite invece entra in campo con il numero 20 Ercoli, un altro cambio deciso da coach Ticchi, entra Beatrice Attura al posto di Deborah Carangelo, dunque una serie lunghissima di cambi in questa interruzione del gioco per il primo fallo personale di Elisa Penna, terzo di squadra per l'Umana Reyer, che è tornata in vantaggio ma di un solo possesso sul tabellone del Taliercio. Costanza Verona a costruire il gioco, lo scambio con Guetmi, il tiro da fuori, l'errore, il rimbalzo di Henderson che guida la transizione marcata da Panzera, il duello tra Bestagno e Guetmi, ancora Bestagno che mette palla per terra, e attenzione, c'è il secondo fallo della numero 1 di Sesto San Giovanni, e la prima giocatrice a raggiungere 2 infrazioni. C'è già il bonus speso dall'Allianz, che effettua un doppio cambio prima dei 2 tiri liberi per Martina Bestagno, al posto di Guetmi entra con la maglia numero 17 Gilli, anzi è un cambio semplice per Sesto San Giovanni, prima delle 2 tiri liberi a disposizione di Martina Bestagno per provare a ristabilire il vantaggio dell'Umana Reyer, che anzi è il massimo vantaggio dell'Umana Reyer, che dal parziale di fa 1-2 intanto Martina Bestagno, è arrivata adesso al 15-12, comunque massimo vantaggio +3, si partiva dal 10-12, dunque un parziale aperto di 5-0 per le Oro Granata, che stanno provando ad alzare l'intensità, ma il Geas non molla di un millimetro. Verona riesce a farsi sporcare la linea di passaggio da Fagben lì, ma almeno a guadagnare la rimessa dal fondo con 12 secondi sul cronometro dell'azione. Ancora a parlare con Gigi Petronite in panchina Ticchi, ma dall'altro lato del campo Ercoli gioca il pallone per Verona, 8 secondi per l'attacco dell'Allianz, buona difesa di Attura, lo scarico per Panzera che si prende il tiro dalla media, l'errore, rimbalzo toccato ancora dalle giocatrici in maglia nera ed extra possesso dunque ancora per l'Allianz Geas con Costanza Verona. Adesso coppiata Fagben lì, si prende la tripla e la mette, dunque di nuovo parità con la tripla di Verona. 15 pari il punteggio quando siamo entrati negli ultimi 100 secondi di gioco nel corso del primo quarto, un primo quarto equilibrato, decisamente ottimo l'approccio da parte dell'Allianz Geas, che sta tenendo a testa alla capolista Umana Reyer, anche se sta spendendo qualche fallo di troppo. Adesso arriva il fallo di Gilli, dico qualche fallo di troppo perché il bonus è già speso.
anche se si tratta soltanto del primo di Gilli, e dunque l'Umana Reyer può sfruttare le opportunità a cronometro fermo, in questo caso con Francesca Pan, 2 tiri liberi per lei. E segna il primo Francesca Pan, dunque ritorna in vantaggio l'Umana Reyer 16-15. 1:29 da giocare nel corso del primo quarto, 1-2 anche per Francesca Pan, la lotta a rimbalzo con la palla che viene contesa, la freccia dice Allianz Geas, e dunque si resta sul 16-15, comunque da una palla che era stata conquistata da Costanza Verona, che adesso chiede di far asciugare il parquet. Nasce comunque una contesa che con l'alternanza porta il pallone nelle mani delle ospiti, mentre è pronta a rientrare in campo Elisa Penna e prende il posto di Yvonne Anderson. Dicevo, quantomeno ha portato a casa la freccia positiva l'Umana Reyer. Si riparte dalla linea di fondo con pressing a tutto campo per le Orogranata, servita Verona che ha di fronte Fagben Lee, adesso servita anche Orozova. Buona l'illusione del pressing da parte dell'Allianz Geas, che ha un punto da recuperare, ma palla in mano con Verona, il tiro dalla media, l'errore, la lotta a rimbalzo, il tocco di Orozova, il pallone recuperato da Bestagno, e dunque +1, palla in mano per l'Umana Reyer con Francesca Pan che cerca l'accelerazione, lo scarico per Temi Fagben Lee, tiro dalla media dell'inglese, la palla non va, la lotta a rimbalzo e c'è il fallo in attacco da parte di Martina Bestagno. È il fallo del bonus, il primo personale della capitana dell'Umana Reyer, e dunque in questi ultimi 57 secondi c'era anche l'opportunità di eventuali tiri liberi per la squadra di Cinzia Zanotti, che rimette in campo Graves al posto di Orozova. E si parte proprio con Graves che rimette il pallone dal fondo del campo, cercando e trovando le mani di Panziera, mancata da Francesca Pan, dunque aggressiva Francesca Pan sull'esterna di Sesto San Giovanni. Ancora Verona e Panzera a scambiare il pallone, l'accelerazione di Verona, ultimi 7 secondi per l'azione di tiro, bel cambio di direzione della playmaker di Sesto, l'assist per Graves che non concretizza il canestro, e l'ultimo tocco però è da parte delle giocatrici in maglia bianca, dunque rimessa Allianz Geas con ulteriori 14 secondi per l'attacco. Andremo ovviamente a vedere le statistiche nell'intervallo, perché decisamente sta facendo sentire sotto le planche l'Allianz Geas, e questo è un dato sicuramente da non sottovalutare, considerando la forza d'impatto che ha l'Umana Reyer per quel che riguarda le lunghe. Panzera, ultimi 5 secondi per l'azione di tiro, ancora l'assist per Ercoli, buona difesa, poi Graves al limite delle infrazioni passi riesce a prendersi il tiro allo scadere dei 24, la lotta a rimbalzo, Beatrice Attura ad uscire con il pallone in mano, decide di accelerare, poi la scarico per la tripla di Francesca Pan, l'errore e l'ultimo tocco è da parte di una giocatrice in maglia nera, così la rimessa è per la formazione dell'Umana Reyer con 9 secondi, un decimo per prendersi il tiro. Beatrice Attura è pronta a farsi consegnare il pallone e aspetta il movimento delle compagne, servita Elisa Penna che tiene il piede perno, poi si prende il tiro in sospensione, palla che entra a destra, rimbalzo di Ercoli, c'è il tempo per un'ultima preghiera per l'Allianz Geas. Verona invece preferisce scaricare, e così al primo intervallo c'è un solo punto di distacco tra le due squadre, il vantaggio sì dell'Umana Reyer, ma soltanto 16-15, e dunque applausi all'Allianz Geas che è riuscita a restare assolutamente in partita.
Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Pochi punti, dunque facciamo anche presto andare a vedere le realizzazioni personali: 8 di Petronite, 4 di Penna, 2 di Henderson e una testa per Bestagno Pan per l'Umana Reyer. Per l'Allianz Geas Sesto San Giovanni c'è una maggior ripartizione con Costanza Verona top scorer a 5, poi Panzera 4 e 2 a testa per le 3 straniere, Guatmi, Orozova e Graves. Volevo vedere il dato dei rimbalzi offensivi di Sesto San Giovanni, sono già 6 e quindi l'impressione avuta dal vivo di questo ottimo approccio sotto le planche per la squadra di Cinzia Zanotti. Siamo lì come conto totale dei rimbalzi, perché sono 13 per l'Umana Reyer, 14 per l'Allianz Geas, ma ripetiamo, questo è un dato che poteva giocare una determinante nell'economia globale della partita. In realtà sta reggendo ottimamente il confronto la squadra ospite. Vi dicevo che questa è la partita che chiude la prima giornata di ritorno, si è giocato già sugli altri campi e vi fornisco anche i risultati finali. Partendo da ovviamente l'anticipo delle 5 a Bologna, già detto Bologna Virtus Segafredo contro Limonta Costa Masnaga 8-2-6-5, poi Ragusa che espugna Empoli 6-9-5-7, San Martino di Lupari in volata a Lucca 7-3-7-1, Sassari che vince a Battipaglia 9-4-7-2 e Broni che vince a Vigarano 7-2-6-3. Rinviato, meglio, si giocherà molto più avanti la partita tra la formazione di Campobasso e quella di Schio, che dunque rimarrà ancora una partita in meno nella classifica, una delle prime 4 forze. Dicevo come ci fosse il confronto oggi anche tra Ragusa ed Empoli, ovvero quarta e quinta forza, o terza e quinta forza, comunque una delle prime 4, diciamo così, e una di quelle che inseguono. Ha vinto la formazione siciliana, che dunque prova a scavare un po' un varco ancora tra le prime 4 e quelle che seguono. Deve o vuole provarci anche l'Umana Reyer a tenere a distanza il Geas, e vediamo se comincia meglio l'approccio. No, perché c'è l'errore di Pan, il rimbalzo di Ercoli e poi Verona per Panzera che va a attaccare il centro del pitturato. Si arresta la stoppata di Fagbenli, il contropiede di Beatrice Attura che accelera, appoggia il tabellone, cambio mano e con la mano sinistra Beatrice Attura fa il +3, che è il massimo vantaggio in una partita assolutamente in equilibrio fino a questo momento, con l'Umana Reyer che però ha il +3. Verona vuole provare ad impattare, c'è il canestro, è da soli 2 punti e dunque è -1. Comunque ancora Verona che si conferma la miglior realizzatrice per l'Allianz Geas, 7 punti su 17 della formazione lombarda sono arrivati dalle sue mani. Ancora un punto da recuperare per le ospiti, ancora Beatrice Attura con il sottomano e il contatto, canestro e fallo. Dunque l'avvio di secondo quarto è assolutamente per l'ex giocatrice di Vigarano, che va in lunetta portando a casa il primo fallo di Ercoli, ovviamente primo fallo di squadra anche per Vigarano, che rimette in campo Guetmei e inserisce per la prima volta nella partita Arturi con la maglia numero 5. E c'è il tiro libero supplementare ovviamente adesso per Beatrice Attura sul +3, e per la prima volta una delle due squadre può avere un vantaggio di più di un possesso. Ovviamente arriva l'errore, ma c'è il rimbalzo offensivo di Temi Fagbenli e segna Fagbenli. Dunque sì, c'è più di un possesso, ma sono addirittura 5 punti di vantaggio adesso per l'Umana Reyer, perché Fagbenli è stata reattiva al rimbalzo offensivo e ha dunque trovato 2 punti sull'errore del gioco da 3 punti non completato da Beatrice Attura. Panzera per l'attacco di Sesto San Giovanni, chiude le linee l'Umana Reyer, bel passo laterale di Guetmi e il canestro dalla media distanza. E dunque ritorna ad un solo possesso la formazione ospite, 22-19.
ancora un errore per l'Umana Reyer e dunque con un canestro pesante può addirittura tornare al pareggio Sesto San Giovanni. Arturi, lo scambio con Panzera, è pronto a rientrare Henderson per l'Umana Reyer, ma si rimane in attacco con l'Allianz nelle mani di Guetmi, il pallone sotto per Ercoli che mette palla per terra, il duello con Bestagno, bell'incrocio di Ercoli, l'errore, il rimbalzo è di Martina Bestagno scusate, il rimbalzo è stato di Elisa Penna e poi Martina Bestagno che va a subire il contatto falloso ed è il secondo fallo anche di Panzera. Sta spendendo molti falli la formazione di Sesto San Giovanni e è il secondo fallo di squadra per Sesto San Giovanni, nessun fallo per l'Umana Reyer. Dunque Henderson, come dicevamo in precedenza, nuovamente in campo al posto di Elisa Penna. E rimessa che è stata effettuata per le mani di Beatrice Attura che scambia proprio con Yvonne Henderson, ancora Attura di fronte a Arturi, il pallone per Bestagno che chiude il palleggio lontano dal ferro, ancora l'accelerazione di Attura, il sottomano e ancora Beatrice Attura il fattore per l'Umana Reyer in questo secondo quarto. Ben 6 punti per Beatrice Attura e più 5 per l'Umana Reyer che ora è in difesa, prova a reggere Pan su Guetmi che inventa un canestro, gran canestro di Guetmi e di nuovo un solo possesso di ritardo per l'Allianz Geas con l'attacco Umana Reyer nelle mani di Francesca Pan, poi Fagben Lee per Henderson, cambio difensivo non accettato da Sesto San Giovanni. Bestagno parte dal palleggio, si arresta di fronte a Graves, scarica per Fagben Lee che è costretta ad alzare la parabola, sbaglia e il pallone è ancora nelle mani di Guetmi, altra giocatrice molto calda in questo frangente, scarica per Graves, poi Panzera con il palleggio aperto, il cambio di direzione, l'Umana Reyer sì accetta il cambio difensivo e c'è una ottima lettura anche sulle coperture. Panzera fa saltare Bestagno, poi chiude ancora la difesa Orogranate, arriva un recupero, questa è una grandissima difesa per la squadra di Ticchi che corre in contropiede, va Francesca Pan e c'è il fallo in attacco per Pan con coach Ticchi che mette le mani in tasca, primo fallo per Francesca Pan e dunque sfuma l'opportunità di contropiede con il cambio, entra con la maglia numero 8 Verona nuovamente in campo per Sesto San Giovanni che ha un'altra opportunità per riportarsi in parità in caso di tripla o comunque di avvicinarsi, visto che è -3 sul tabellone del tagliaccio. Il pressing dell'Umana Reyer, la palla che raggiunge le mani di Ercoli, in qualche maniera riesce a recepire, poi a servire a Verona che accelera, ancora Attura sulle tracce di Verona, il movimento di Guetmi, il tiro dalla media, palla che entra ed esce, rimbalzo lungo, ancora Verona reattiva ma poi si trascina il pallone oltre la linea di bordocampo e dunque la rimessa sarà per l'Umana Reyer, ma ancora grande reattività, soprattutto a rimbalzo offensivo per l'Allianz Geas con Gigi Petronite che si va a alzare subito ed è pronta a rientrare in campo. Vuole ristabilire le cose sotto canestro coach Ticchi, anche se è Fagben Lee e dunque rimane in campo la capitana Bestagno. Rispetto allo starting 5 esce Fagben Lee, entra Petronite, le due straniere sotto canestro alle quali si è aggiunta Howard e che vedremo penso presto in campo con i colori dell'Umana Reyer. Bestagno, l'aggressività di Ercoli che sporca il pallone ma il possesso resta nelle mani Orogranata con Henderson, il passo laterale, la tripla segno per Yvonne Henderson e allunga l'Umana Reyer con due possessi pieni di vantaggio 27-21 con Arturi a costruire l'attacco mentre ci avviciniamo alla metà del secondo quarto. Il pallone è nelle mani di Graves, servito sotto per Ercoli che prova a saltare Petronite, regge la lituana, il tiro di Ercoli, l'errore, il rimbalzo di Gigi Petronite, buon momento per l'Umana Reyer e vedremo se coach Cinzia Zanotti deciderà il time out in caso di nuovo canestro per l'Eurogranata. Una tripla aperta per Francesca Pan, l'errore, la lotta a rimbalzo con Bestagno che prende posizione su Graves e subisce anche il fallo e si tratta del secondo fallo di Graves, terza giocatrice di Sesto San Giovanni con 3 infrazioni ed ecco il time out era abbastanza scontato perché non è un momento facile per l'Allianz Geas, l'ha letto perfettamente Cinzia Zanotti e vuole ovviamente fermare questo momento positivo per l'Umana Reyer con il rimbalzo offensivo portato a casa
da Martina Bestagno nel contrasto con Graves, che dà dunque alle Oro Granata un'altra opportunità in attacco, non tiri liberi perché siamo appena al terzo fallo di squadra per l'Allianz Geas, ma comunque un'altra opportunità per una squadra, l'Umana Reyer, che tira con il 42% dal campo, 45% da 2 e 25% da 3, 4 su 7 liberi. Questa è una percentuale un po' particolare per la capolista, che normalmente è piuttosto precisa dalla linea della carità. 16 rimbalzi di cui 6 offensivi e sono 5 gli assist contro 3 palle perse per Sesto San Giovanni. Siamo 34% dal campo, 42% da 2, 14% da 3, 2 su 2 dalla lunetta, dunque 100%, 18 rimbalzi di cui 6 offensivi, 5 gli assist, 4 le palle perse. Insomma, cifre abbastanza simili tra le due squadre, più bassa la percentuale di tiro per le ospiti rispetto all'Umana Reyer, e da qui che nasce il vantaggio delle Oro Granata. Ma ripetiamo, è una partita assolutamente in bilico, si conferma una squadra piuttosto complicata da leggere per l'Umana Reyer, questo Allianz Geas Sesto San Giovanni, che già in passato ha riservato parecchie sorprese, in negativo ovviamente, alla squadra marchiata Umana. Sta comunque lottando, e diciamo che la vittoria di 10 punti in quel di Sesto San Giovanni alla prima di campionato è stata probabilmente una delle meno rotonde, se non la meno rotonda, adesso sto andando a memoria, della stagione dell'Umana Reyer, che poi ha dato ampi margini a tutte le avversarie fin qui affrontate, comprese quelle di altissima classifica. Dunque ancora di più merito per l'Allianz Geas, che prova a restare a contatto, ma Henderson riesce a recuperare un altro rimbalzo offensivo, poi sbaglia l'appoggio al tabellone. Ha fatto una grandissima cosa dopo il suo primo errore, però dopo è arrivata l'errore forse meno atteso. Guetmi, seguiamo l'azione con ancora Attura che si tuffa sul pallone e guadagna ancora una freccia, anche se ancora una volta la freccia premia Sesto San Giovanni, perché ripetiamo, la rimessa dal centro del campo dopo il primo quarto è stata effettuata dall'Umana Reyer, che aveva vinto la palla 2 iniziale. Si rimane in attacco con 13 secondi sul cronometro dell'azione per l'Allianz Geas in questo posticipo della prima giornata di ritorno del campionato di Serie 1 Tech Find A1 femminile di basket, che dunque non si è fermata minimamente sotto le festività natalizie. In questo avvio di 2021 propone una partita decisamente piacevole ai tifosi del basket femminile, con ancora Verona a segno per il 27-23. Non vuole assolutamente arrendersi al ruolo di vittima sacrificale questa Allianz Geas, che ritorna a 2 possessi non pieni di ritardo, anche se ora c'è l'attacco dell'Umana Reyer che va a servire sotto Petronite. È tornato in campo anche Orozova, il backdoor di Henderson, che sbaglia ancora una volta sulla buona difesa di Arturi, e poi la transizione di Verona, la riapertura per Guetmi, che porta a casa il fallo della difesa. Se non vado errata si tratta di Beatrice Attura, così è infatti. Primo fallo di Attura e secondo fallo di squadra per l'Umana Reyer. Rientra in campo Deborah Carangelo, va a rifiatare Attura, che comunque ha dato un ottimo contributo in questo avvio di secondo tempo. Parla con coach Ticchi, si scambia il 5 con l'assistente Romano e con tutte le compagne della panchina. Beatrice Attura adesso è tornata in cabina di regia. Deborah Carangelo, che è partita nello starting 5 ma resta in possesso di palla, e dunque può tornare ad un solo possesso il ritardo dell'Allianz Geas con Graves. Gran uso del piede perno, ma poi non trova la forza necessaria per trovare il fondo del canestro. Così dall'altra parte il duello tra Bestagno e Guetmi, il bel movimento della capitana dell'Umana Reyer, ancora un contatto richiesto da Bestagno ma non sanzionato dagli arbitri, un errore, la transizione di Sesto con la tripla aperta di Guetmi, l'errore, la palla nelle mani di Graves, poi sporcata dalla difesa dell'Umana Reyer con la rimessa per Sesto San Giovanni. Il cronometro dice 24, perché la palla viene data all'Umana Reyer, e dunque siamo dall'altro lato del campo, non ci permettiamo di sindacare l'operato degli arbitri. Evidentemente l'ultimo tocco è stato da parte di una giocatrice in maglia nera. Buona la difesa dell'Umana Reyer, ma del resto è questo uno dei fattori della squadra di coach Ticchi, nonostante sia molto più eclatante il rendimento offensivo, peraltro ottimamente limitato in questa serata dall'Allianz Geas. Servita Petronite, torniamo in cronaca con Orozova che prova a reggere l'uso del piede perno di Petronite, che ha
appoggia il tabellone, quasi una sentenza a servire Petronite in quella posizione del campo, e lei ovviamente non si fa pregare, ma adesso anche la pressione dell'Umana Reyer con il recupero di Martina Bestagno, il pallone per Petronite che mette palla a terra, attacca il ferro, segna, subisce il fallo. Grandissima giocata dell'Umana Reyer, nasce tutto da quella pressione sulla rimessa laterale. Attenzione perché c'è anche il terzo fallo di Guetmi, e dunque segnale e anche il bonus speso per Sesto San Giovanni. Dunque è una giocata pesantissima nell'economia della gara, con Guetmi che torna in panchina, rientra Panzera che peraltro ha giocato decisamente una buona partita fino a questo momento, ma con 3 falli, una delle proprie 3 straniere. Coach Cinzia Zanotti è costretta al cambio in un frangente piuttosto delicato, perché rischia di allungare ulteriormente la capolista con il tiro libero supplementare di Gigi Petronite. E lo segna Petronite, dunque 3-2, 2-3, 3 possessi pieni di vantaggio per l'Umana Reyer, che continua a pressare a tutto campo. Dunque il pressing dell'Umana Reyer ha portato a quel recupero importante, anche se adesso viene letto bene dall'attacco di Sesto San Giovanni. Arturi, lo scarico per Panzera, che va sotto, la stoppata subita da Orozova, il fallo credo sia di Martina Bestagno, perché la stoppata è di Gigi Petronite, ma il fallo appunto è di Bestagno, e dunque secondo fallo anche per Martina Bestagno, che si lamenta con gli arbitri. Ancora una volta siamo dall'altro lato del campo, 2 tiri liberi per Orozova. Ci fidiamo di quello che hanno detto gli arbitri, che hanno concesso i 2 tiri liberi all'Allianz Geas. Orozova però sbaglia il proprio primo tiro libero, si resta dunque sul +9 per l'Umana Reyer. Secondo libero ancora per la numero 10 in maglia rossonera, e Allianz Geas che trova un punto da questo giro in lunetta per il 32-24, -8 per le ospiti, con l'attacco però nelle mani dell'Umana Reyer con Pan. Lo scambio per Carangelo, ancora Bestagno che cerca con gli occhi una compagna, preferisce affidarsi al consegnato, anzi no, finge il consegnato per Henderson, e poi c'è il contatto con Panzera, non è valido il canestro, il fallo di Panzera, e 2 tiri liberi in arrivo. Attenzione, anche terzo fallo di Panzera, e dunque già 2 giocatrici dello starting 5 con 3 falli per l'Allianz Geas, che concede i 2 tiri liberi a Martina Bestagno. 2:30 da giocare, segna il primo la capitana, torna +9, il massimo vantaggio per l'Umana Reyer con il secondo tiro libero per la propria numero 4. Bestagno fa 2 su 2 e arriva il primo vantaggio in doppia cifra per la capolista. 3-4, 2-4 Umana Reyer, con Panzera che rimane in campo nonostante i 3 falli e si inventa un bel sottomano, anche se poi il pallone si infrange sul tabellone, non va a segno. Così l'Umana Reyer ha un altro possesso, c'è zona adesso per l'Allianz Geas, è una 2-3, ci prova a punirla con la tripla e ci riesce. Yvonne Henderson sta facendo valere il proprio tasso tecnico l'Umana Reyer, che è volata a +13, alzato decisamente il livello in questo secondo quarto da parte della capolista, che sta subendo veramente poco, solo 9 punti subiti in 8 minuti dall'Allianz Geas, che comunque prova ancora a attaccare con Orozova. La difesa di Petronite, il recupero di Bestagno, difesa per l'Umana Reyer, nasce da qui l'allungo delle ragazze di Ticchi, che stanno trovando comunque anche maggior confidenza in attacco. Adesso è Bestagno a duellare con Orozova, pronta a rientrare Elisa Penna. Bestagno usa il piede perno, alza il tiro, lo sbaglia. Buona difesa qui di Orozova, che poi recupera il pallone e lo dà a Verona. Rallentato il contropiede dell'Allianz Geas, ma gran giocata da parte di Arturi, anche se poi arriva l'errore di Panzera. C'è il seguito Graves e c'è il canestro che interrompe astinenza da parte della formazione di Sesto San Giovanni e interrompe il break dell'Umana Reyer, che rimane in vantaggio in doppia cifra sul +11, con palla in mano di Francesca Pan, che scarica per Martina Bestagno, mette palla a terra. C'è il fallo di Costanza Verona, altro giro in lunetta per l'Umana Reyer, è il primo fallo di Verona. C'è il cambio per Elisa Penna in campo al posto di Pan, così è infatti, e stavo andando a cercare
il punto precedente è stato il libero di Orozova, ma l'ultimo canestro dal campo di Sesto San Giovanni era arrivato 3 minuti e mezzo prima di quello precedente di Graves e l'aveva segnato Verona. Sbaglia il tiro libero Martina Bestagno, dunque a disposizione il secondo per provare a riallungare, e fa 1 su 2 con un po' di fortuna Bestagno. 3-8, 2-6 ultimi possessi, perché siamo nell'ultimo minuto di gioco nel corso del primo quarto. Ultimi possessi che cominciano con l'attacco di Graves, che porta a casa il fallo. Attenzione, il fischio colpisce la numero 41 Elisa Penna, ed è il secondo fallo di Penna. Ho detto attenzione perché nei pressi c'era anche Martina Bestagno, sarebbe stato il terzo anche per Bestagno, invece è il secondo di Penna. È il fallo del bonus per l'Umana Reyer, ovviamente è arrivato su azione di tiro, e dunque si va in lunetta anche con questa infrazione spesa dalla Umana Reyer. Graves per cercare di fare meno 10, intanto fa meno 11 con il libero a segno. Ci sono 2 falli anche per Graves, che fino a questo momento ha realizzato 5 punti sui 27 dell'Allianz Geas. Secondo libero per Graves e 1 su 2 con rimbalzo offensivo però di Orozova, e poi la tripla di Panzera. L'errore, questa volta il rimbalzo è nelle mani di Yvonne Henderson, e dunque 3-8, 2-7 ultimi possessi del primo tempo di questo posticipo del primo turno di ritorno del Serie 1 Tech Find al Palasport Taliercio. Umana Reyer Venezia contro Allianz Geas Sesto San Giovanni. Martina Bestagno ha la possibilità di prendersi una tripla e la mette la capitana, e dunque il nuovo massimo vantaggio per l'Umana Reyer. 4-1, 2-7 più 14 scusate, per l'Umana Reyer, che aveva avuto fino a 13 punti di vantaggio Verona, con quello che probabilmente sarà l'ultimo attacco dell'Allianz Geas. Un assist non so quanto voluto, ma brava Graves a farsi trovare pronta ad appoggiare il tabellone. 4-1 da 9, ultimo tiro del primo tempo sarà per l'Umana Reyer. Ci prova Martina Bestagno, ancora da 3 punti, ancora a segno il buzzer beater di Martina Bestagno per il massimo vantaggio Umana Reyer all'intervallo lungo. Umana Reyer 44-44, Allianz Geas Sesto San Giovanni 29-2-9. Noi ci sentiremo ovviamente per il secondo tempo di questa partita. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Ben ritrovati amici sportivi da Alberto Minazzi, Palasport Taliercio, per questo posticipo della prima giornata di ritorno del campionato di Serie 1 Tech Find tra l'Umana Reyer Venezia e l'Allianz Geas Sesto San Giovanni. 44-29, il massimo vantaggio dell'Umana Reyer è arrivato proprio allo scadere dei primi 20 minuti. 20 minuti che hanno visto un Allianz Geas approcciare in maniera ottimale alla partita, tenendola in equilibrio per l'intero primo quarto, concluso non a caso sul 16-15, riuscendo anche ad avere più volte 2 punti di vantaggio. Poi nel finale del primo quarto un 5-0 ha rimesso le cose in carreggiata per l'Umana Reyer, che però ha faticato ad allungare sulle avversarie. Primi timidi tentativi di allungo in avvio di secondo quarto trascinati da Beatrice Attura, poi è arrivato il +6 con Yvonne Henderson, ma il vero break è stato quello siglato tra la metà del secondo quarto e il 18° minuto, un 10-1 di parziale costruito principalmente sulla difesa, perché ripetiamo, l'Umana Reyer è il miglior attacco del campionato, questo lo si sa, ma anche molto basa sulla difesa le proprie fortune. E poi nel finale di quarto
Le due triple di Martina Bestagno hanno dato il più 15. Martina Bestagno, che è la seconda miglior realizzatrice del match dopo Gigi Petronite, ancora una volta 10 punti per Bestagno, 13 per Petronite, ancora una volta le lunghe dell'Umana Reyer a far la parte del leone, 13-10, poi ci sono gli 8 di Yvonne Henderson. Fagbin un po' in ombra con 1 su 5 dal campo, ma è talmente profonda l'Umana Reyer, lo ricordiamo, c'è anche Natasha Howard oggi per la prima volta a bordo campo ad assistere alla partita delle proprie nuove compagne. Dicevamo, è così profonda l'Umana Reyer che sta riuscendo ad avere 15 punti di vantaggio contro una squadra che, va detto, sta dominando a rimbalzo, perché sono più rimbalzi per Sesto San Giovanni, soprattutto 9 rimbalzi offensivi sui 25 totali, 23 dell'Umana Reyer, e c'è qualche problema di falli, questo sì, per la squadra di Cinzia Zanotti, perché a 3 falli c'è già Guetmi, c'è già Panzera, e a 2 falli segue Graves. La migliore di Sesto San Giovanni è Costanza Verona, lo dice il punteggio realizzato 9, lo dice la valutazione 11. La migliore per valutazione invece è Gigi Petronite con 20 di valutazione, perché ai 13 punti già citati ha aggiunto anche 5 rimbalzi. Ma tutte le ragazze schierate in maglia rossonera da Cinzia Zanotti stanno dando buona prova di sé. Dicevamo, Costanza Verona la più positiva. Nel finale di quarto si è anche accesa la Bashara Graves con 7 punti e 4 rimbalzi per lei, ma ripetiamo, il fatto che Verona sia la migliore lo dice anche che è la miglior rimbalzista della sua squadra, a pari di Elisa Ercoli con 5 rimbalzi, così come già detto in precedenza ne ha presi anche Gigi Petronite, la miglior rimbalzista per l'Umana Reyer. Questo insomma in estrema sintesi quello che è successo nei primi 20 minuti qui al Palasport Taliercio. Si è pronti a riprendere con Stefano Wasserman, palla in mano, coadiuvato in cabina di regia di questa partita dagli altri arbitri Valeria Lanciotti e Rebecca Di Marco. Dicevo, palla in mano per Wasserman per consegnarla all'Umana Reyer, perché ci sono state già 2 frecce, entrambe hanno premiato l'Allianz Geas. E dunque ancora una volta il quarto comincerà con l'attacco della capolista in maglia bianca, con lo starting 5 già ben noto: Carangelo, Henderson, Penna, Fagbenli e Petronite. Sto controllando invece lo schieramento dell'Allianz Geas Sesto San Giovanni, perché ripeto ci sono delle problematiche di falli, ma a quanto mi par di vedere, adesso controllerò, c'è solo una modifica con Panzera in panchina e Arturi in campo a marcare Yvonne Henderson. Dunque si comincia con l'attacco di Deborah Carangelo, lo scambio con Yvonne Henderson che batte Arturi, poi il rovesciato, tutto facile per Yvonne Henderson per allungare ulteriormente il massimo vantaggio dell'Umana Reyer, 4-6-2-9 più 17. Non deve ovviamente farsi abbattere l'Allianz Geas, la partita è ancora lunghissima, è chiaro che ha di fronte una squadra imbattuta, ma ha dimostrato di avere le carte in regola per rendere la serata difficile alle ragazzi Ticchi. Qui invece bravissima Fagbenli a leggere in difesa, a portare al nuovo recupero della formazione Oro Granata, che gioca a 2 ottimamente sull'asse Anderson Fagbenli, e dunque da un recupero nasce il pallone per l'Umana Reyer, concluso proprio da Fagbenli che aveva recuperato il pallone, e dunque è più 19. Clamoroso come si stia dilatando il margine per l'Umana Reyer, ma Graves non molla di un centimetro. Ho detto come si è accesa nel finale di primo tempo, ed è lei a trovare i primi punti anche nel secondo tempo per l'Allianz Geas, che torna a meno 17, 9 punti per Graves. Henderson, lo scambio con Carangelo, l'uscita di Penna, ma si preferisce andare da Temi Fagbenli che parte dal palleggio. Una giocata meravigliosa da parte di Temi Fagbenli, ci perdoneranno i tifosi di Sesto San Giovanni, ma questa è una giocata che fa alzare in piedi chi ama il basket. È un lungo, ha danzato da esterno, ha trovato un bellissimo sottomano per chiudere e ridare il più 19 all'Umana Reyer. Sbaglia invece la tripla Arturi, il rimbalzo ancora una volta è per l'Umana Reyer, che addirittura può arrivare a superare i 20 punti di vantaggio quando si gioca da 2 minuti nel secondo
tempo, il pallone nelle mani di Henderson che finge lo scarico per Fagbenli, va da Petronite, palla per terra, 8 secondi per l'azione di tiro, buona difesa di Sesto, riesce a mantenere il possesso Henderson ma mancano solo 3 secondi e mezzo per prendersi il tiro, poi c'è un accoppiamento sfavorevole alla difesa di Sesto San Giovanni e dunque Arturi è costretto a spendere il fallo per limitare la possibilità di ricevere il pallone di Petronite. Certo mancavano pochi secondi all'attacco dell'Umana Reyer, forse è una decisione rivedibile, ma in quel momento si fa quello che viene spontaneo fare. Quando ti trovi con la lunga a marcarla sotto canestro è chiaro che cerchi di limitarla. La rimessa per Deborah Carangelo sulla pressione ancora una volta dell'Allianz Geas. Carangelo mette palla per terra, l'attacco dell'Umana Reyer passa adesso per le mani ancora di Yvonne Henderson che cerca rovesciato, un altro canestro di grandissima fattura per l'Umana Reyer, questa volta Henderson che arriva a 12 punti personali ed è più 21 per l'Umana Reyer. Si sta assistendo anche a un ottimo spettacolo in questo secondo tempo. L'accelerazione di Guatney marcata da Petronita, si prende il tiro da fuori, l'errore, solo maglie bianche a rimbalzo e decisamente sta cambiando la partita, o meglio è cambiata a rientro dagli spogliatoi con Sesto San Giovanni che sta facendo fatica in attacco e non a caso Cinzia Zanotti decide 2 cambi per l'Allianz Geas, rientra Panzera, se non vado errato c'è un cambio allora alla fine, Panzera che entra al posto di Arturi a 3 falli, ma è chiaro che in questo momento si potrebbe già incanalare la partita e ovviamente Cinzia Zanotti non vuole che questo succeda perché per ora la sua squadra ha fatto un'ottima figura di fronte alla capolista. Ovviamente invece vuole chiuderla l'Umana Reyer, anche se qui lo scarico di Henderson coglie in controtempo Elisa Penna che tocca appena il pallone che poi esce dal campo e dunque la rimessa sarà per l'Allianz Geas con Wetmey servita e lo scambio proprio con Panzera che costruisce l'azione, poi va da Verona, ancora Panzera, esce Wetmey, il consegnato per la numero 14 appena rientrata in campo, il tiro dalla media, appoggia il tabellone, l'errore, attenzione perché c'è Wetmey che è rimasta a terra e gli arbitri fermano il gioco per consentire il soccorso alla numero 1 dell'Allianz Geas. Si ripartirà con una rimessa per l'Umana Reyer, è già pronta a riprendere il gioco, scambio bello il 5 tra Wetmey e Henderson, un contatto involontario, chiaramente gli arbitri hanno preferito controllare che la giocatrice ospite fosse in grado di proseguire il gioco. Carangelo per Penna che accelera, ha cominciato con 4 punti, sbaglia il tiro, tocca a Fagbenli, il rimbalzo lungo però è nelle mani della formazione di Sesto San Giovanni con Panzera aggredita da Henderson, già schierata la difesa dell'Umana Reyer. Verona tiene il piede perno, poi si prende il tiro dalla media, il tiro è corto, tocca a Guetmey, non riesce a controllare il pallone e dunque il pallone sarà ancora per l'Umana Reyer. Allianz Geas che ha segnato solo 2 punti in oltre 3 minuti e mezzo. Chiaramente ci vuole uno sforzo fisico notevole per provare a contrastare l'Umana Reyer che è arrivata al più 21 con palla in mano e continua ad attaccare con grande intensità. Palla sotto per Petronite che batte Orozova, il rovesciato di Petronite. Ancora un canestro di ottima fattura per l'Umana Reyer che allunga 5-4-3-1 Guetmey, il contrasto con Elisa Penna che arriva a 3 falli, se ne accusa e siamo questa volta molto vicini, siamo pienamente d'accordo con il fischio degli arbitri perché Penna si è spostata dalla propria verticale ed è andata a contrastare l'avversaria spendendo il proprio terzo fallo, il primo di squadra per l'Umana Reyer che è ora in difesa sulla rimessa di Panzera. Il pallone per Verona, buona accelerazione ad una mano, lo scarico per la tripla dall'angolo sbagliata da Orozova, rimbalzo lungo con addirittura Fagbenli che salta Carangelo, vai cost to cost, grandissima giocata ancora di Temi Fagbenli. Abbiamo detto come non fosse stata nel primo tempo la solita Fagbenli. Attenzione, annullato il canestro di Fagbenli. C'è stato un fallo di Henderson e dunque niente da fare, annullato il canestro di Fagbenli. Rivediamo ancora, sì, il blocco su Panzera, blocco in movimento e dunque annullato il canestro. Stavamo esultando per un'altra bellissima giocata vista sul parquet, Fagbenli che è partita velocissima dal palleggio ma purtroppo il blocco in movimento di Henderson ha vanificato la buona giocata della giocatrice di Coccetic, mentre è entrata nuovamente Ercoli in campo per l'Allianz Geas che resta desolatamente ferma a quota 31, quasi metà quarto, solo un canestro segnato con la stoppata di Fagbenli e il pallone per l'Umana Reyer. Ancora Fagbenli e Petronite a scambiare
giocarsi il 5, perché ancora una volta la difesa, lo ripeto, Manarair è conosciuta per i punti segnati, ma sta facendo vedere in questa partita quanto utile sia saper difendere, e sicuramente lo sa fare la squadra di coach Ticchi. Adesso tutti e due allenatori accosciati a bordo, perché è molto singolare dalla nostra prospettiva questa situazione. Si è rialzata Cinzia Zanotti mentre non si rialzano le gambe di Fakbenli, che preferisce scaricare anziché prendersi il tiro, ma si è presa un'ottima penetrazione sfruttando l'elasticità delle proprie lunghe leve. È arrivato l'errore per l'Umana, ma siamo già entrati nella seconda metà del terzo quarto e rimane più 23 il margine della capolista. Il tiro di Guetmey, l'errore, il rimbalzo, addirittura Henderson e Fakbenli a portarsi via il pallone. È Yvonne Henderson a scaricare adesso per Petronite, dentro fuori, tripla aperta per Elisa Penna e un'altra gran costruzione di gioco dell'Umana Reyer. Time out per Sesto San Giovanni, perché a questo punto l'Allianz Jazz vede fuggire l'Umana Reyer 57-31, lo ripetiamo, era a -4, 27-23 alla metà del quarto. È passato praticamente un quarto, 4:43, adesso sono 4:38 e il parziale è di 30-8 per l'Umana Reyer, a cavallo tra i due quarti. È una lettura parziale, è chiaro, chi sta seguendo la partita ha visto tutto quello che è successo in questi 10 minuti e è una serie di componenti che vanno ad aggiungersi, ma se una squadra fino a questo momento è imbattuta in testa alla classifica, una ragione indubbiamente c'è, e la ragione, vedendo come sta giocando anche questa sera l'Umana Reyer, è di un complesso che è stato ottimamente costruito dalla società, è stato ottimamente amalgamato da coach Ticchi e ha dunque tutte le ambizioni in regola per poter guardare al doppio impegno campionato ed Europa, che comincerà proprio questo gennaio 2021 con le dovute ambizioni. 3 giocatrici in doppia cifra per ora per l'Umana Reyer: Petronite a 15, Henderson a 12 e Bestagno a 10. Fakbenli è appena a 6, ma lo ripetiamo, è stata una dei fattori in questo quarto, non a caso viene mantenuta ancora sul parquet. Dopo il time out chiesto dalla panchina di Sesto San Giovanni, decide di inserire Francesca Pan, invece coach Ticchi, al posto di Henderson, un cambio per alzare ulteriormente di centimetri e di peso una squadra che, ripeto, sotto canestro è assolutamente illegale per la Serie 1, e vediamo cosa riuscirà a fare il Jazz. Intanto arriva un errore ancora di Guetmey e ancora Fakbenli che parte in palleggio, scambia adesso con Carangelo, c'è ancora Penna che tira dall'arco e segna ancora una tripla. L'Umana Reyer dimostra di avere grandissime possibilità al suo arco e adesso è più 29, quasi umiliante per quello che sta facendo il Jazz, che però ha segnato solo 2 punti, va detto, in oltre 6 minuti di gioco in questo secondo tempo. E c'è l'infrazione di passi di Orozova, che ha trovato il muro di Elisa Penna e Temi Fakbenli, che si scambiano adesso il 5, non inquadrate dalle telecamere. Comunque ancora una volta la difesa dell'Umana Reyer impedisce il canestro all'Allianz Jazz e la capolista della Serie 1 Techfind ancora un possesso per arrivare addirittura a doppiare le avversarie. Più 29 e Carangelo a sua volta trova un muro davanti e scarica il pallone fuori dal campo. Arriva una palla persa anche per l'Umana Reyer con una botta riportata da Ercoli, che si tocca il labbro. Pronta ad entrare Martina Bestagno per l'Umana Reyer, prende il posto di Petronite, rientra invece Gilli per l'Allianz Jazz. Sesto San Giovanni prende il posto di Guetmey, che ripetiamo ha 3 falli e a questo punto della partita decide forse anche un po' di gestione la coach Cinzia Zanotti. Fuori Petronite invece per l'Umana Reyer con Martina Bestagno in campo, ma come si vede questa è una squadra che non ha assolutamente problemi di titolari e riserve, è un complesso, un gruppo ottimamente allestito e qui ancora una volta lo fa vedere in difesa, recuperando una nuova palla per un nuovo possesso per provare a doppiare l'Allianz Jazz. Penna mette per terra il pallone, poi Pan che penetra, trova il fallo speso dalla difesa, andrà in lunetta. È solo il secondo fallo di squadra per l'Allianz Jazz, ma ovviamente era la penetrazione di Francesca Pan. È il secondo fallo di Ercoli, secondo di squadra per l'Allianz Jazz. 2 cambi in campo, Attura e
Anderson, prendo il posto di Carangelo, dunque in cabina di regia, e Anderson riprende il posto di Elisa Penna prima dei due tiri liberi a disposizione di Francesca Pan sul 6-0-3-1 che diventa 6-1-3-1 con il primo tiro libero del assegno per Francesca Pan, che fa 2 su 2, ed ecco il doppiaggio 6-2-3-1 per l'Umana Reyer, più 31 con 3 minuti da giocare nel corso del terzo quarto. L'attacco di Ercoli che mette palla per terra, consegna per Gilli, buona l'accelerazione di Gilli che riesce a scaricare sulla linea di fondo campo, ma arriva allo sfondamento portato a casa da Beatrice Attura. È il secondo fallo di Gilli. E ripetiamo, sul più 31 questa squadra continua a difendere come se la partita fosse in bilico, e lo è stato a lungo. Si rende conto dunque coach Ticchi di come le sue ragazze stiano dando il massimo, e non a caso è tornato a sedersi in panchina dopo essere stato a lungo accosciato a bordo parquet, merito dell'Allianz Geas, che è riuscita a rendere difficile la vita almeno inizialmente alle ragazze oro granata, ma adesso la differenza sta emergendo, anche se Fagmelli sbaglia l'attacco del Ferro ed è Verona a guidare la transizione. Il pallone ancora sul perimetro da da Orozova a Gilli che scarica per Panzera, e la palla arriva direttamente nella panchina dell'Umana Reyer. Altra palla persa, c'è un solo canestro per l'Allianz Geas, è quello di Graves, e sono passati quasi 7 minuti da quei 2 punti segnati dalla formazione lombarda nel secondo tempo. L'Umana Reyer ha deciso di difendere e di proteggere il Ferro e ha segnato nel contempo quasi 18 punti fino a questo momento, che potrebbero diventare 21, ma Attura scheggia soltanto il primo fallo con la tripla, e c'è la transizione guidata da Panzera per l'Allianz Geas. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti del terzo quarto. Bel backdoor di Ercoli e bella azione per l'Allianz Geas, che torna a segnare dunque con Ercoli 6-1-3-3. 6-2-3-3, scusate, il punteggio, con anche Laura Meldere pronta a entrare sul parquet per l'Umana Reyer, mentre Bestagno porta a casa il fallo, andrà in lunetta e spende il bonus anche l'Allianz Geas. È il secondo fallo di Verona, e Meldere in campo per l'Umana Reyer. La italo-lettone prende il posto di Fagbenli, è giocatrice nel giro della nazionale lettone, peraltro la ora inquadrata Laura Meldere, che ha il doppio passaporto, e 2 tiri liberi ci sono adesso per Martina Bestagno sul 6-2-3-3. Sbaglia il primo tiro libero Bestagno, dunque rimane più 29 per l'Umana Reyer, 1-33 da giocare nel corso del periodo. 0 su 2, ma Bestagno segue a rimbalzo e recupera il pallone servendolo a Anderson. Poi la tripla di Attura a segno, grandissima giocata da parte di Bestagno, non lo 0 su 2 della lunetta ovviamente. C'è un altro time out per Sesto San Giovanni, perché siamo 6-5-3-3. Certamente è arrabbiata coach Zanotti per il pallone concesso a Bestagno, che si è resa conto di aver sganciato un libero troppo corto, ha seguito a rimbalzo, ma è riuscita Bestagno con una magia dietro la schiena a servire ad Anderson. Poi Attura dall'arco ha fatto più 32, che, andando a ricontrollare i nostri dati, è il nuovo massimo margine, perché sul 62-31 è arrivato il doppiaggio del Umana Reyer sull'Allianz Geas, e adesso appunto con il più 32, 6-5-3-3 è nuovo massimo vantaggio. Vediamo un po' i punti individuali in questo time out. C'è distribuzione per Umana Reyer, che però ha 4 giocatrici in doppia cifra. Petronite 15 punti in 20 minuti di impiego, 12 di Anderson, 10 di Bestagno e Penna, poi abbiamo 6 di Fagbenli, 3 di Pan e 9 di Attura. Ancora secco Deborah Carangelo, un dato un po' singolare per una giocatrice che ci ha abituato ad ottime percentuali realizzative. Dall'altra parte i punteggi sono 6 per Guetmi, 9 per Verona, 3 per Orozova, 9 per Graves, 4 per Panzera. Dalla panchina solo i 2 di Ercoli, quelli che hanno interrotto quel parziale favorevole per l'Umana Reyer, soprattutto quell'inerzia completamente oro granata.
4 punti segnati nel quarto dall'Allianz Geas, che proverà ad incrementare il punteggio. Ci prova con la tripla di Orozova, che però colpisce a malapena il primo ferro, ed è Anderson a guidare la transizione per l'Umana Reyer. Ancora Yvonne Anderson, il pallone da penna a Meldere, poi sul perimetro Anderson raddoppiata, arriva ancora un fallo della difesa, il fallo di Verona numero 3, e si va in lunetta perché è il bonus speso dall'Allianz Geas che rimette in campo Guetmey al posto di Panzera, prima dei 2 tiri liberi a disposizione di Yvonne Anderson. Manca poco più di un minuto al termine del terzo quarto, partita ormai incanalata per l'Umana Reyer, con Anderson che è precisa, perfetta dalla lunetta, facendo 66-33, dunque nuovo doppiaggio delle avversarie per la capolista della Serie 1 Tech Find, e 2-2 Umana Reyer 6-7, Allianz Geas Sesto San Giovanni 33. Ultimo minuto di gioco nel corso del terzo quarto. Guetmey prova ad accelerare, ma Francesca Pan regge in difesa. Verona leggermente in difficoltà sul passaggio della compagna, riesce a Tura, poi c'è il cambio difensivo con Bestagno su Verona, lo scarico sul perimetro, chiude tutte le linee l'Umana Reyer, e Verona inventa una tripla, e dunque i 3 punti di Verona fanno 6-7-3-6, meno 31 per l'Allianz Geas. Ora in difesa esce Ercoli a contrastare Pan, poi Anderson per Bestagno che mette il pallone per terra, va dentro, subisce il fallo di Ercoli, il terzo fallo anche di Ercoli. Credo che il canestro non sia convalidato, vediamo adesso la decisione degli arbitri. Sì, infatti non convalidato il canestro di Martina Bestagno, c'è il terzo fallo, anzi sì, terzo fallo, sì, e 2 tiri liberi per Martina Bestagno. Ho sentito lo speaker, mi era sembrato sentire il quarto fallo. In realtà non ci sono giocatrici con 4 falli, ma una serie di giocatrici dell'Allianz Geas sono a 3 infrazioni. Per l'Umana Reyer 3 falli soltanto per Elisa Penna. E sale a quota 11 Martina Bestagno, che fa 2-2 dalla lunetta. Dunque 6-9, 3-6 per l'Umana Reyer, con una discrepanza di poco più di un secondo tra il cronometro dell'azione e quello della partita. Dunque vedremo come deciderà di gestire questo attacco l'Allianz Geas, con Costanza Verona che cambia direzione, scarica verso Ercoli perché intercetta Yvonne Anderson. La rimessa è per le ospiti, 7 secondi per l'azione di tiro, inquadrata adesso una Cinzia Zanotti che sta provando a dare lettura della partita, lettura che è tutt'altro che facile quando si è sotto di 33 punti e mancano 10 minuti e 8 secondi. Il tiro, vediamo se riuscirà a prenderselo Costanza Verona sulla gran difesa dell'Umana Reyer, se lo prende praticamente da metà campo, e di tabella arriva la tripla di Costanza Verona, e dunque col canestro di Verona almeno l'Allianz Geas riesce a limitare il ritardo, che però è di 30 punti. 6-9 Umana Reyer, 3-9 Allianz Geas. Insomma, se si era incanalata la partita
sui binari dell'Umana Reyer dalla metà del secondo quarto in poi, col parziale di 10-1, poi arrotondato con le triple finali di Bestagno. Diciamo che si è virtualmente chiusa adesso con questo quarto in cui l'Umana Reyer ha realizzato 25 punti contro un Allianz Jazz che ne ha realizzati 10, ma 6 dei quali arrivati nell'ultimo minuto con 2 triple di Verona, di cui una di tabellone. Verona che è diventata la top scorer a quota 15 con questi 2 canestri da 3 punti ed è l'unica della Allianz Jazz in doppia cifra. 15 punti ci sono anche per Gigi Petronite per l'Umana Reyer che ha adesso Anderson seconda realizzatrice a quota 14, poi Bestagno a 12, Penna a 10. L'Umana Reyer tira 48% dal campo, 45% da 2, 58% da 3, 7 su 12, qualche errore di troppo dalla lunetta, 14 su 20, quindi 70%, 33 i rimbalzi, di cui 9 offensivi, 16 gli assist, 6 le palle perse. Per l'Allianz Jazz Sesto San Giovanni 33% dal campo, 37% da 2, 23% da 3, 4 su 6 dalla lunetta, 29 i rimbalzi, di cui 9 offensivi, 10 gli assist, 11 le palle perse. E il conto della valutazione è ancora una volta abbastanza eloquente, perché è 89-35 per l'Umana Reyer, che anche in questo caso ha 4 giocatrici, anzi 5 giocatrici in doppia cifra. Bestagno, Anderson, Petronita è migliore con 22, Fagman Lee ed Elisa Penna. Dall'altra parte la sola Verona è a 14 di valutazione, con un -1 di Guetmi e un -1 di Panzera, che testimoniano come anche le giocatrici che, su cui fa maggior affidamento la squadra lombarda non sono riuscite in questo, col passare dei minuti, a dare lo stesso contributo che si chiedeva loro in questa importante partita. Ancora l'attacco di Verona, questa volta sbaglia, il rimbalzo di Melder e poi Anderson per Attura, la transizione dell'Umana Reyer con lo scambio che non avviene tra Attura e Bestagno, perché Bestagno preferisce consegnare a Francesca Pan, che ci prova da 3 punti, la tripla frontale è sbagliata, la lotta a rimbalzo premia l'Allianz Jazz con Guetmi, ancora lei a costruire l'azione, il pallone nelle mani di Orozova, ancora una volta il tabellone amico dell'Allianz Jazz, che Orozova, visto che Orozova riesce a trovare con l'appoggio al cristallo il 41esimo punto per la formazione lombarda, ma sono 69 per l'Umana Reyer, che continua ad attaccare con Bestagno la linea di fondo, la buona circolazione. Attura al tempo di caricare la tripla e la mette a segno, la tripla di Beatrice Attura per il 7-2-4-1, e anche Attura, se non vado errato, arriva alla doppia cifra. Così è, infatti sono 12 per lei, ancora una giocatrice che si aggiunge se l'Umana Reyer difficilmente. Intanto bellissima questa accelerazione da parte di Gilli, che appoggia al tabellone, trova 2 punti per Sesto San Giovanni. Dicevo, se difficilmente si arriverà vicini al centello in questa partita per l'Umana Reyer, 72 punti segnati quando mancano 8 minuti e mezzo scarsi, ma c'è una grandissima ripartizione di punti e responsabilità, e questo è una cosa altrettanto importante che le singole statistiche o i punti segnati. Intanto Arturi in campo al posto di Verona per l'Allianz Jazz, ma rimane in attacco l'Umana Reyer con 10 secondi a disposizione sul cronometro dell'azione, con Beatrice Attura che cerca di rimettere il pallone in campo entro 5 secondi, ci riesce servendo la capitana Bestagno. L'errore di Bestagno, che era circondata da 3 maglie nere, è arrivato l'errore e il possesso è nuovamente per l'Allianz Jazz, che è tornata sotto i 30 di ritardo e prova adesso a costruire l'attacco con Orozova, che sfugge a Bestagno, poi accelera, si fa largo su Pan, lo scarico per Arturi, scusate, per Ercoli, il tiro è cortissimo, è direttamente nelle mani di Yvonne Anderson, che guida la transizione per l'Umana Reyer. Poi Pan, la palla verso Meldere, palla che esce dal fondo del campo, e dunque un'altra palla persa per l'Umana Reyer. Questa volta si alza coach Ticchi, perché, lo ripetiamo, anche se i punti sono quasi 30 di vantaggio, vuole che ogni azione sia sfruttata fino in fondo per continuare a perfezionare questo meccanismo che è la capolista della Serie 1 TechFind. Ancora una freccia e ancora una volta, anzi no, questa volta dice Umana Reyer, chiedo venia, avevo perso il conto, è la terza freccia comunque della partita, con il recupero degli Oro Granata. Rientra in campo Graves invece per l'Allianz Jazz. Graves prende il posto di Ercoli,
e l'Umana Reyer è in possesso di palla con Beatrice Attura che costruisce il gioco, scambia con Francesca Pan, poi Martina Bestagno consegnato per Pan che prova a sfruttare il blocco, poi guadagna la linea di fondo campo, lo scarico per Meldere, il tiro di Laura Meldere a segno anche Laura Meldere. A questo punto manca Deborah Carangio oltre a Giulia Natali che ancora non è entrata in campo, vedremo quando deciderà di darle spazio, se deciderà di darle spazio coach Ticchi. Comunque ha segnato Meldere, sbaglia invece Guetmi, il rimbalzo è di Henderson che guida la transizione e prova la consegna ad Attura che ha spazio per un'altra tripla, la spara e la segna ancora Beatrice Attura che dall'arco è 3 su 4 con 76 punti Umana Reyer, 43 Allianz Geas. Non è, anzi è il massimo vantaggio che può essere ulteriormente arrotondato con questo contropiede e il canestro di Laura Meldere e dunque nuovo massimo vantaggio per l'Umana Reyer con Meldere che sale a 4 punti personali e la squadra che va invece a 79 contro i 43 delle avversarie e Attura ancora vicina al recupero, poi pesta la linea laterale, gli applausi della team manager dell'Umana Reyer Meneghel che è seduta al tavolo. C'è un time out per le Oro Granata a 6:32 dalla fine. Andiamo a questo punto a vedere quelli che sono i risultati finali delle altre partite perché lo ricordo, visto che c'è stato un rinvio, quello della partita tra Campobasso e Schio, questa è l'ultima partita che si gioca nella giornata che ha visto la Segafredo Bologna battere la Limonta Costa Masnaga 82-65, la Scotti Use Rosa Empoli battuta in casa dalla Passalacqua Ragusa 57-69-69, la Gesam Gasselucce Lucca battuta dalla Fila San Martino di Lupari in casa, quindi vittoria esterna per le Lupe Padovane 73-73-71-71. Abbiamo Battipaglia battuta dalla Dinamo Sassari 7-2-9-4 e per finire la Vigarano che ha perso in casa con Broni 72-72-63. E adesso è 7-9-4-3 per l'Umana Reyer in questa ultima partita della prima giornata di ritorno del campionato di Serie 1 TechFind femminile. La capolista Umana Reyer è vicina all'ennesima vittoria, sta per iniziare il 2021 con un nuovo successo dopo aver chiuso il 2020 imbattuta non solo, lo ricordiamo, nel campionato in corso, non solo nella Supercoppa ma addirittura nell'arco dell'anno solare. Ovviamente il campionato scorso si è interrotto bruscamente a causa del Covid, ma l'Umana Reyer aveva cominciato a trovare, intanto arriva un errore da 3 punti per l'Allianz Geas, Orozova sbaglia e non riesce a recuperare il pallone Graves. Dicevo, aveva cominciato già nel finale di scorsa stagione, o meglio diciamo il finale di stagione disputata, a trovare quella sintonia che è la base su cui si sta costruendo questa stagione da capolista, un orologio che funziona alla perfezione, quello ideato dal presidente Casarin e dallo staff tecnico dell'Umana Reyer, con ancora Beatrice Attura che si prova da 3 punti, questa volta sbaglia non di poco la tripla, si scusa con le proprie compagne, si sentiva calda, del resto aveva segnato 2 triple di fila, questa volta colpisce a malapena la retina con la rimessa dal fondo per l'Allianz Geas. E mancano meno di 6 minuti al termine della partita, con Costanza Verona nuovamente sul parquet a guidare l'attacco lombardo. Esce Graves e prova a servire sotto Orozova, il duello con Meldere, si arresta Orozova, il passo ad incrocio, l'errore, la lotta a rimbalzo, Martina Bestagno tocca e l'ultima a toccare però è Orozova e dunque la rimessa sarà per l'Umana Reyer con un cambio alle viste per le ospiti. E se non vado errato è Merisio, no, la numero 17 Gilli, è un po' di miopia, chiedo scusa, sono dall'altro lato del campo, entra Gilli con la maglia numero 17, sembrava 11 da questa distanza, in realtà è la 17 che è già stata in campo e dunque c'è però Giulia Natali, a proposito di giocatrici che non hanno mai calcato il parquet, che si avvicina al cubo del cambio, pronta a fare il suo debutto nella partita che la sua squadra, l'Umana Reyer, sta conducendo nettamente. Henderson sfortunata nella tripla e il rimbalzo è per l'Allianz Geas con
Verona per Graves, fronteggiata da Bestagno, bel movimento da parte di Graves, grande difesa da parte di Bestagno e la rimessa sarà per l'Umana Reyer, che può mettere in campo adesso Giulia Natali al posto di Beatrice Attura, che va a parlare con coach Ticchi. Un confronto, adesso sarà Henderson in cabina di regia, inquadrate adesso Attura e Ticchi, come dicevo non lascia nessun particolare intentato coach Ticchi, anche da singole giocate vuole trarre il massimo dalle proprie giocatrici, non tanto in termini di risultato quanto in termini di concentrazione. Dunque sta parlando con la sua playmaker, che peraltro è stata una delle più positive in questa partita, nella quale però è difficile bocciare qualcuno, ad esempio Martina Bestagno. Sta facendo una partita strepitosa, ancora una volta la capitana uscendo dalla panchina è a 14 punti e l'Umana Reyer è al nuovo massimo margine, sono 38 adesso sul tabellone del Tagliercio, con Panzera ancora il resto di Verona che scarica direttamente sul dispenser di gel posizionato all'angolo del campo. Palla persa per Sesto San Giovanni, cambio per l'Umana Reyer, rientra in campo Elisa Penna al posto di Bestagno, quintetto dunque sperimentale per coach Giampiero Ticchi. La palla sporcata da Verona e dunque ancora rimessa per l'Umana Reyer, dicevo sperimentale perché gioca praticamente Meldere da 5 e Penna da 4, con Pan da 3 e Henderson in cabina di regia, dunque giocatrici posizionate in ruoli non abituali, e anche questo è un modo utile di sfruttare questi ultimi 4 minuti, anche se arriva una palla persa, per iniziare per il recupero di Verona sullo scarico di Pan. La tripla per Sesto San Giovanni, ancora un airball di Panzera in questo caso, con palla che viene recuperata da Elisa Penna per la rimessa in gioco. 4:11 da giocare, con l'ex di turno che serve Yvonne Henderson, e lei a costruire il gioco, inseguita da Arturi. Poi lo scambio con Francesca Pan che sfugge a Panzera, l'assist per Meldere, ancora un po' di sufficienza nel passaggio. Ennesima freccia della partita, e questa volta non mi sbaglio, la freccia è per Sesto San Giovanni, è la terza della partita che premia l'Allianz Geas. Pronta a rientrare Deborah Carangelo, una di quelle che ancora non ha segnato assieme a Natali per l'Umana Reyer, a quota 81, comunque punteggio estremamente elevato, mancando ancora 4 minuti alla fine della partita, ma è soprattutto il 43 subito in più di 36 minuti di gioco che sta decidendo la ennesima vittoria della capolista della Serie 1. Tech find, grandissima difesa da parte di Laura Meldere, che costringe Graves a prendere un tiro fuori equilibrio, arriva l'errore, e dall'altra parte c'è l'antisportivo di frustrazione da parte di Graves, ed andrà in lunetta Elisa Penna. Il terzo fallo di Graves è appena il primo nel quarto da parte dell'Allianz Geas. Entra Carangelo al posto di Pan, e dunque 2 tiri liberi per Penna e poi rimessa per l'Umana Reyer, che sale a più 39, è vicino al più 40 con il possibile secondo tiro libero da parte di Elisa Penna. E ovviamente arriva l'errore, ma sappiamo come noi commentatori siamo condannati a citare le statistiche che poi vengono puntualmente smentite sul parquet. Ci scherziamo anche un po' su, perché ormai la partita è da tempo in garbage time, merito dell'Umana Reyer, che è riuscita a vincere la resistenza di un Allianz Geas scesa nel migliore dei modi sul parquet del Tagliercio. E vediamo ancora qui che arriva un recupero sulla rimessa sbagliata da Carangelo, quasi perde palla però anche Graves, che riesce in ogni caso a servire Costanza Verona, che si prende ancora un tiro da 3 punti, lo sbaglia. Rimbalzo lungo Arturi, scusate, il rimbalzo offensivo per l'Allianz Geas con l'extra possesso nelle mani di Verona. Arturi prova ad accelerare, si ferma di fronte a Henderson, ancora una buona accelerazione di Panzera, l'errore, il tocco a rimbalzo di Natali, poi Penna e Giglia a contendersi il pallone. La rimessa è per l'Umana Reyer, pronta di entrare Petronite, che ha giocato pochissimo in questo secondo tempo. Gigi Petronita prende il posto di Henderson, ancora sperimenta coach Giampiero Ticchi in questi ultimi 3 minuti di gioco, con Natali che riceve, sfugge ad Arturi, che però rimonta, recupera il pallone. Meldere, lo scarico verso Penna, ancora aggressiva la difesa dell'Allianz Geas, che recupera un altro pallone, ancora Costanza Verona a segno in transizione il sottomano di Verona. 8-2-4-5, non molla l'Allianz Geas, scuote la testa coach Ticchi per la palla persa in attacco. Bisogna restare concentrate
fino al termine della partita. Qui Natali che cerca l'extra passaggio, non si prende il tiro, va all'assist per Gigi Petronite che subisce il fallo, andrà in lunetta con 2 tiri liberi. È stata generosa qui Natali, che era stata perfettamente pescata sotto canestro. Il quarto fallo di Verona, il secondo di squadra dell'Allianz GS. Luman Reyer non ne ha spesi in questo ultimo periodo di gioco al Palasport Tagliercio per il posticipo della prima giornata di ritorno della Serie 1 Tech Find, capolista contro l'Allianz GS Sesto San Giovanni. Luman Reyer che possiamo dirlo già ha messo in cantiere l'ennesima vittoria, 2-2 di Petronite, 8-4, 4-5, manca in pratica solo il punteggio finale che maturerà in questi ultimi 2 minuti e mezzo scarsi di gioco. Il possesso di Verona, il pallone per Gilli fronteggiato da Meldere, palla sotto per Graves, il duello con Petronite. Graves scarica ancora per la partenza di Arturi, poi ancora un extra passaggio con il tiro di Panzera, è da 2 punti ma è a segno. Dunque si avvicina a quota 50 l'Allianz GS, 8-2, 4-7 con l'attacco dell'Luman Reyer nelle mani di Petronite, consegnato per Elisa Penna che va ancora al duello con un'avversaria, poi scarica per Carangelo, sotto per Meldere che cerca l'assist per Petronite, buona difesa ancora dell'Allianz GS, poi Natali che recupera il pallone, lo serve a Petronite, lato debole per la tripla di Deborah Carangelo, un buzzer beater per sbloccarsi, non aveva segnato nella partita Carangelo, si iscrive alla partita con il canestro del più 40, 8-7, 4-7 e adesso entra Merisio con la maglia numero 11 dell'Allianz GS. L'avevo vista in precedenza, avevo evidentemente capito quelle che sarebbero state le intenzioni di coach Cinzia Zanotti per questo finale di partita. Intanto più 40 con la tripla segnata da Carangelo e poi Meldere bravissima a stoppare Graves, si arrabbia Graves, viene graziata da parte degli arbitri di un possibile tecnico, aveva già speso un antisportivo, sarebbe espulsione a 1:31 dalla fine, sarebbe un qualcosa di troppo per la squadra dell'Allianz GS e ovviamente coach Zanotti toglie subito dal campo Graves, un po' nervosa, rimette al suo posto Rozova, ma che gran stoppata quella di Laura Meldere nell'azione difensiva. Vediamo se riuscirà a segnare anche Giulia Natali portando 10-10 a referto per l'Umana Reyer in questa vittoria, si avvicina a quella quota 90 che praticamente è una costante in questa stagione. L'assist di Meldere per Natali e c'è il canestro di Giulia Natali, tutte a referto per l'Umana Reyer. Meldere anche generosa, è riuscita a trovare un assist non facile per il canestro di Giulia Natali, è un'azione che al di là del fatto che dia il nuovo massimo vantaggio ci piace perché sono le due più giovani del roster di coach Ticchi che hanno combinato ottimamente, e qui Arturi che segna dalla media il canestro del ancora meno 40, ultimissimi possessi di gioco con Deborah Carangelo che cerca con gli occhi Meldere, poi viene chiusa ottimamente dalla difesa, servita Petronite che parte dal palleggio, c'è un contatto, non c'è il fischio, il tiro a segno da parte di Elisa Penna. Si era cominciati con un canestro di Penna, potrebbe essere l'ultimo canestro dell'Umana Reyer in questa partita perché siamo agli ultimi possessi. Vediamo l'attacco dell'Allianz GS con Panzera che si prende il tiro dalla media, la stoppata di Gigi Petronite, Elisa Penna mette il pallone per terra, non può arrivare fino in fondo l'Umana Reyer, è aggressiva Panzera su Penna, palla persa, il recupero, il fallo di Elisa Penna, 21 secondi è il quarto fallo di Elisa Penna, è il primo fallo però di squadra per l'Umana Reyer, è corso rapidamente il cronometro in questo ultimo quarto, può arrivare fino al termine della partita l'Allianz GS, dunque l'Umana Reyer conserva la testa della Serie 1 femminile Tech Find con la rotonda vittoria sull'Allianz GS che prova a tornare a segnare con Gilli, la nuova stoppata da parte di Gigi Petronite, Carangelo si ferma 91-49, è il punteggio finale per la formazione di coach Ticchi che va a scambiare il pugno di spettanza per il coronavirus con la coach di Sesto San Giovanni Cinzia Zanotti. Da Alberto Minazzi dunque dal Tariercio è tutto, grazie ancora per averci seguito e ancora una volta buon anno dal Umana Reyer, capolista della Serie 1 Tech Find femminile.